Giancarlo Tropea, commerciante di via Gabriele D'Annunzio, Perché siete venuti ora? per assistere al consiglio di oggi. Ma non vi hanno fatto entrare? No, ci hanno fatto il pass, ma siamo in attesa di entrare, però ci siamo accorti che credo che il consiglio già sia finito. Cosa volevate seguire? Volevamo quali sono- seguire il consiglio di oggi e esprimere un po' le nostre idee su quello che sta succedendo in via Gabriele D'Annunzio. Cosa è successo stamattina? Ho saputo che ci sono stati alcuni commercianti che hanno bloccato i lavori. Sì, diciamo, ci siamo messi a discutere all'interno di una rotonda che dovevano fissare. Dovevano fissare questi, diciamo, cordoli per farla definitiva. Allora ci siamo messi a discutere all'interno di queste rotonde e i lavori si sono, diciamo, momentaneamente sospesi. Siamo qui per cercare di discutere nuovamente della problematica di queste rotatorie che non funzionano. Perché non funziona? Prima cosa ci danneggia per il commercio e questo l'abbiamo dimostrato e l'abbiamo detto i 30 giorni che il sindaco ci ha dato la possibilità di ripristinare la vecchia viabilità. Al momento in cui ha rimesso la viabilità nuova, tra virgolette, il lavoro è crollato, perciò è un dato di fatto che a livello commerciale questa viabilità non funziona. Per quanto riguarda la viabilità, è una viabilità insostenibile perché il traffico c'è. Un'ultima